Eccoci qui, ben ritrovati a 7 Sera, continuiamo a parlare di salute e di bellezza. Io ho preso qualche consiglio durante la pausa pubblicitaria, ma adesso ve li diciamo ovviamente. Allora, do subito il bentornato alla dottoressa Dvora Ancona, buonasera, bentornata, e buonasera, bentornato anche allo stilista del capello Givian. Eccoci qui. Ciao. Allora, abbiamo iniziato a parlare un po' di informazioni veramente utili per i capelli. Ovviamente è importante la qualità dei prodotti che si usano, è importante anche sapere i tempi, abbiamo parlato di extension, per cui è importante sapere che per un po' si possono portare e non bisogna eccedere, e poi abbiamo parlato di medicina estetica estetica che tante volte si può contrapporre alla chirurgia estetica, dà altri effetti molto buoni. Abbiamo prima visto un laser che serviva per migliorare il contorno degli occhi. Ecco, l'applicazione del laser è molto vasta. Quali sono gli ambiti più utilizzati, più conosciuti, e quelli che invece sarebbero da scoprire, che magari non sono noti nel nostro paese, ma sono conosciuti all'estero? Allora, prima di tutto i laser si possono utilizzare per diverse ragioni. A parte ringiovanire, il discorso di ringiovanire la pelle vuol dire andare a chiudere un po' i pori, andare a migliorare quello che è la trama del tessuto. Non soltanto, vedete questo effetto di tensione? Parlavamo prima durante l'intervallo con Gibia, e praticamente questo effetto della mandibola, che in effetti è sempre stato un po' il mio problema da ragazzina, negli anni è servito tantissimo, perché regge bene le strutture del corpo e le strutture del collo specialmente, per cui il mio collo comunque avanzerà negli anni sempre meglio. Sta già avanzando negli anni, non sono così giovane. Comunque la cosa bella è che praticamente con questi tipi di laser si ha questo effetto, anche passandoli sul volto, proprio di contrazione, per cui si va ad avere un effetto di distensione della pelle, ed è uno. Con altri tipi di laser si vanno a togliere i capillari, per cui altre volte si possono vedere ad esempio dei capillari che sono intorno al naso, che sono, non lo so, sul volto, la famosa cuperose, che può venire via, e questo è altrettanto importante. Altri effetti sono sulle macchie. Le macchie possono andare a migliorare con altri tipi di laser ancora, e quindi praticamente si va a colpire soltanto la macchia viene disintegrata, ma il tessuto tutto circostante rimane perfetto. Quindi diciamo che a seconda della caratteristica della pelle si possono avere diversi tipi di laser e si può avere un miglioramento della pelle. Anche le pelli scure possono essere trattate con i laser, ma non tutte e non sempre. Anche qui ci tengo a dirlo. Ormai chiaramente si è avanzatissimi, qui vedo che c'è un altro trattamento ma lo fermano, meno male. Si è avanzatissimi per quanto riguarda il discorso che ormai abbiamo un popolo misto, un popolo giustamente che sta diventando misto di colori e razze diverse, e sia che la pelle sia gialla sia che la pelle sia nera, chiaramente sono diversi ambiti e diverso è sicuramente il trattamento da farsi. Importantissimo comunque prima di tutto fare un test e ricordarsi che le pelli chiaramente pigmentate, asiatiche, e le pelli più scure chiaramente daranno una risposta purtroppo un po' maggiore agli stessi parametri dei caucasici, ovvero bisogna usare qualcosa di molto soft, molto lento per togliere le macchie, esempio come per togliere o per migliorare la qualità della pelle. Ecco, questa è la cosa importante da definire, però del resto anche in Italia abbiamo la pelle del settentrionale che è bianca e accentuata, e la pelle invece del meridionale che è più scura. Anche in questi casi il laser dovrà essere saputo utilizzare, quindi attenzione, il laser è una bellissima cosa ma nelle mani giuste, perché se non è nelle mani di uno specialista è un vero disastro, può fare dei disastri enormi. Ecco, gli effetti collaterali possono essere paragonabili a quelli della chirurgia plastica non a buon fine, perché si pensa magari con la medicina estetica di potersi permettere qualcosa in più. No, non si può rischiare, non si può sbagliare neanche lì, perché i risultati in quel caso, i danni potrebbero essere permanenti. La cosa di solito fortunata è che i medici estetici, quelli che si organizzano, improvvisano, sono di solito più rivolti a usare delle punturine, quindi al limite vediamo dei mostri di punturine, delle facce tutte tumefatte o strane. Adesso mi udieranno, del resto uno deve essere specialista, non ha nessuna importanza. Ecco, no, l'importante è sempre affidarsi a dei professionisti, sempre, soprattutto nel contesto medico. Allora, torniamo invece ai professionisti dei capelli. Io voglio fare complimenti alla dottoressa, io dico di seguirla su Vero Salute, perché lei scrive su Vero Salute. Se avete dei problemi, complimenti, perché io seguo tutti questi giornali. Io invece devo dire di Gino, mi vergogno quasi a dirlo, che lui che mi ha introdotto nell'ambito non solo televisivo, ma nel mondo di diverso. Lui mi ha fatto capire cos'era poter spiegare alla gente quanto fosse importante essere specialisti e risolvere i problemi. Ecco, allora cerchiamo di risolvere i problemi, di essere specialisti e chiarire idee su qualche cosa che alle donne piace molto, però spaventa anche tanto, è la
permanente. Allora, permanente che può fare dei danni quasi irreparabili per parecchi mesi. Se è fatta male, allora cosa dobbiamo sapere? Allora, io prima di essere, diciamo così, prima di inventare l'estension ero famoso per la permanente. Ecco, adesso sto rilanciando ancora la permanente, visto che anche Miss Italia vedi che ha i capelli mossi, no? E ora vedi, il sistema è completamente innovativo, ecco, non si va a contatto assolutamente con il cuoio capelluto. Ecco, io lavoro sull'acidità del capello, il capello viene fuori più bello dopo aver fatto la permanente che prima, ecco, vedi, vengono fuori dei capelli veramente geniali e bellissimi. Vedi, anche il sistema, l'applicazione, che è l'applicazione del bigodino, viene messo su a spirale, addirittura ho messo a punto anche un prodotto che non senti neanche l'odore del liquido, che questo, ecco, non senti neanche l'odore del liquido, e do la possibilità, no, a loro di potersela gestire anche a casa tranquillamente. Ecco, la cosa importante è che quando si fanno questi trattamenti poi vanno curati anche molto bene. Ecco, uno non deve usare gli shampoo sbagliati, non deve usare lacche, schiume che poi mi vanno a rendere il capello secco e stopposo. Ecco, la cosa importante è che poi anche nel mantenimento, e questo è molto importante, ecco, non vado a contatto col cuoio capelluto quando vado a fare la permanente, perché io lavoro sull'acidità. Ecco, lavorando sull'acidità, ecco, il capello è lucido, morbido, e do la possibilità poi di potersi rifare a casa tranquillamente. Non porosa, ecco, bisogna quindi anche qui guardare alla qualità del prodotto, però assolutamente non pensare che in qualcosa che ci rende più belle al momento vada lasciato lì, insomma la cura anche nostra a casa è fondamentale per tutto. Ho messo a punto anche un sistema di cheratina, non la cheratina brasiliana, ma il nostro capello, l'80% dei nostri capelli è formato da cheratina, ecco, è come il nostro organismo quando ha bisogno di questi minerali. Io vado a dare questa cheratina al capello, prendiamo il tuo caso che hai il capello lungo, si mette su dopo aver fatto il balsamo, va pettinato molto bene, si tiene su 10 minuti, un quarto d'ora, e vengono fuori dei capelli geniali, perché vado a dare lucentezza, corposità e luminosità alla struttura del capello, che nel capello lungo, e questo è molto importante, capito? Allora io verrò a provare, così poi vedrete gli effetti. Così poi faremo vedere il prima e il dopo. Esatto, assolutamente. Torniamo alla nostra medicina estetica. Allora, visto che abbiamo parlato di cura dei capelli, la cura dei capelli ormai è una prassi. Allora, sta diventando sempre più nota anche l'aiutino del medico. Può diventare prassi anche questo, o invece è rischioso? Può essere un aiuto psicologico, o invece ci sono dei limiti da tenere ben chiari? Per quanto riguarda la cura dei capelli, intendi? No, per quanto riguarda la medicina estetica. Ah, ok. No, perché volevo aggiungere un particolare della medicina estetica, che la medicina estetica deve essere anche rivolta all'alimentazione. L'alimentazione vuol dire quindi curare i capelli anche dall'interno. Quindi, secondo mio parere, un'ottima, che quindi chiaramente a base di vitamine, di proteine, sì, e fa tutto base di quello che è un concetto di ringiovanimento, o comunque di mantenere il capello molto forte e in salute. Quindi questa è un'altra cosa importante. Mi stavi chiedendo adesso? Sì. Allora, della medicina estetica un po' come prassi, perché è molto nota, tante volte si vedono ovviamente gli effetti. Allora, se si eccede, cosa succede? Quali sono i rischi? Oppure non succede niente? No, in realtà i rischi sono enormi, chiaramente, ma rischi che possono anche durare poco, perché la medicina estetica, come dicevo, è fatta per lo più da punturine, dai medici che la utilizzano poco, nel senso che si improvvisano un po' medici estetici, per cui vengono utilizzate queste punturine che servono per riempire gli zigomi, le bocche, le mandibole, insomma ormai si vedono in giro, io lo dico sempre, donne a forma di onda, perché un po' le inietta qua, un po' le inietta qua, un po' le inietta là, e quindi è una cosa devastante. Lo ialuronico è un bel prodotto che deve essere utilizzato soltanto su alcune parti, contorni delle labbra, quello che possono essere le lorghette nasogeniene, però la qualità della pelle è data dall'alimentazione, è data dalla pulizia, è data dall'ordine. È come per dire, una pelle tutta macchiata, vai a riempirla, non è cambiato niente, rimane vecchia. Certo, io non so come spiegarlo, ma bisogna pulire la pelle. È un po' come, mi sento un po' Gino, nel senso che lui parla di acidità alla pelle, ma io parlo di pulizia alla pelle, che poi è la stessa cosa. È la stessa cosa, alla fine devi pulire la pelle, e quello è il gioco, perché poi tutto il resto ci puoi fare sopra, cioè il colore lo puoi fare su un capello sano, su un capello, ecco, è la stessa cosa. Allora dobbiamo iniziare
iniziare a curarci noi, a capire i messaggi che lancia il nostro corpo, perché sennò non si possono chiedere dei miracoli agli specialisti, nonostante ci siano buoni prodotti e ci siano grandi professionisti. Allora facciamo così, io vi rinvito prestissimo per continuare a parlare di questi argomenti, perché voglio scoprire la medicina estetica, che cosa ha veramente in più anche a livello di costi rispetto alla chirurgia estetica, quanto possa essere personalizzabile, quanto soprattutto vadano rispettati i canoni di ogni persona. E poi invece su di te voglio capire, le donne si divertono a giocare con i loro colori? Non è dannoso è lavarli male. Ecco, mi raccomando, ricordatevi, prendervi cura male di voi è letale. Bravo. La prossima volta però parliamo dei colori dei capelli, come si fa a scegliere la tinta giusta, perché anche questo è un argomento difficilissimo, va bene? Allora, grazie infinite per essere stati con noi, grazie anche a voi, adesso vediamo un gustosissimo servizio e poi dopo la pubblicità c'è l'appuntamento per i più piccolini. A tra poco.